È ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Conegliano un 49enne di Vittorio Veneto rintracciato ieri in serata dal soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, allertato dai familiari che lo cercavano perché uscito per una camminata nella zona di Marennes non aveva fatto più rientro. Intorno alle 20:20 i parenti hanno finalmente sentito la sua voce arrivare da una ripida valletta in mezzo al bosco, poco lontano dalle case. Impossibile per chi non era adeguatamente attrezzato raggiungerlo. Sul posto sono quindi intervenuti una decina di soccorritori che hanno subito capito cos'era successo. Il 49enne stava percorrendo un sentiero quando è scivolato, cadendo da un salto di roccia di 10 metri e rotolando poi per altrettanti, fermandosi su un terrazzino pietroso. Le squadre sono scese lateralmente per evitare di far rotolare giù dei sassi e quindi risalite dal basso. Il medico che lo ha raggiunto è riuscito a stabilizzarlo e imbalellarlo. Il malcapitato era lì da ore, ferito a gambe e schiena, aveva preso anche la pioggia del temporale del pomeriggio. Riportato sulla strada, è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza.